Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Al trail della Grotta Gigante vincono Lorenzo Buttazzoni ed Elena Snidero. Un percorso che ha fatto centro conquistando il cuore dei 250 partecipanti al via della prima edizione del Trail della Grotta Gigante. La gara di corsa in montagna, valida come tappa del Friuli Venezia Giulia Trail Running Tour, è organizzata dal CAI CIM con il patrocinio dei comuni di Sgonico e Monrupino. Il tracciato di 17 km, conditi da 600 metri di dislivello positivo, con partenza dal centro Avalon di Borgo Grotta Gigante, poi i sentieri della riserva naturale del Monte Lanaro, l'attraversamento dei vigneti di Sagrado, l'ascesa al Monte Lanaro, i chilometri di collegamento tra Rupin Grande e l'entrata della Grotta Gigante, gli ultimi 1100 metri spettacolari con la discesa e la risalita nella cavità carsica hanno meravigliato i partecipanti. Fantasia condita da genialità e capacità organizzative fanno sempre la differenza. Al maschile non c'è stata storia per il successo del fagagnese Lorenzo Buttazzoni, Aquile Friulane, che ha salutato la compagnia già dopo 2 chilometri. Buttazzoni ha chiuso la sua fatica dopo 1 ora 14:15. Alle sue spalle è salito sul secondo gradino del podio Niccolò Francescatto Aldo Moro Paluzza, 1 ora 17:46. Che ha preceduto Dennis Newcomb, GS Stella Alpina, 1 ora 18:46. Quest'ultimo ha ripreso e superato nel finale Riccardo Sterni, Trieste Atletica, 1 ora 19:25. La top 5 è stata completata da Paolo Massarenti, Daunia Runners, che ha tagliato la linea d'arrivo con il crono di 1 ora 20:15. Nella competizione in rosa c'è stato il duello tra la portacolori dell'Evinrude Muggia Atletica Elena Snidero e la triestina trapiantata nelle Dolomiti Bellunesi Cinzia Salvi. La Salvi è andata in fuga nella prima parte di gara, riuscendo a transitare sulla cima del Monte Lanaro dopo 8 chilometri dallo start, con una trentina di secondi di vantaggio. La Snidero però, consapevole delle proprie abilità in discesa, è riuscita a rintuzzare l'attacco staccando senza particolari patemi la Salvi e concludendo la prova dopo 1 ora 33:45. Argento alla Salvi, terza piazza ad Alice Cescutti dell'Aldo Moro Paluzza. Il settore tecnico della fila regionale, con il fiduciario Alessandro Brondani, affiancato dalla responsabile della formazione Mara Nespolo, ha organizzato domenica al villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro un raduno formativo per gli atleti più promettenti della categoria cadetti e cadette e per i loro allenatori. Dopo la seduta congiunta con i tecnici si è passati al lavoro pratico, con gli atleti suddivisi in 3 gruppi, seguiti dai tecnici Valerio Forgiarini in sala pesi, da Alessandro Saccà per i test motori e da Marco Chiarello e Niccolò Belli. Abbiamo raccolto le parole di Brondani e Chiarello. Sentiamo. Stiamo presentando 2 raduni formativi tecnici del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. Questa prima domenica abbiamo la categoria cadetti e cadette, in cui abbiamo proposto un'attività relativa alla ginnastica artistica, dei test motori e la pesistica a livello giovanile. La prossima settimana facciamo con la categoria allievi, quindi i ragazzi nati nel 2005 e nel 2006, e utilizzeremo sempre test motori, sempre la pesistica. Un argomento invece diverso rispetto alla ginnastica: affronteremo l'utilizzo del famoso rullo che molti ragazzi hanno durante il riscaldamento. Questi raduni sono stati ideati per creare innanzitutto un gruppo all'interno proprio delle diverse discipline e poi per formare sia i tecnici. Difatti anche abbiamo presenti i 24 tecnici che seguono delle relazioni fatte da esperti esterni. Sono raduni formativi tecnici per appunto far crescere questi nostri ragazzi. Essendo noi una regione piccola, riusciamo a creare queste situazioni in cui il nostro spirito è proprio quello di collaborazione, di scambio, di passaggio di informazioni. Crediamo molto in questo lavoro, io insieme alla responsabile della formazione che è Mara Nespolo, e quindi abbiamo ideato quest'anno queste 2 formule un po' diverse da proporre con un gran riscontro, perché oggi abbiamo presenti 70 atleti e 24 tecnici, e la prossima settimana più o meno avremo lo stesso numero.
Il comitato regionale, oltre a queste iniziative, sta portando avanti anche un discorso di scuole di specialità, una intrapresa già da un anno è quella del salto con l'asta. Crediamo molto in questo progetto anche perché è una disciplina abbastanza complicata dove non viene praticata in tutti i campi. Abbiamo un nostro tecnico formato, una volta a settimana i vari atleti e tecnici possono recarsi a Udine con lui dove vengono insegnati i primi rudimenti di questa disciplina. Ha un notevole successo, difatti abbiamo una quindicina di atleti presenti costantemente in questi incontri e anche i risultati che stiamo ottenendo a livello di campionati italiani sono ottimi perché l'anno scorso abbiamo avuto un podio campionati italiani cadetti, quest'anno un altro podio campionati italiani cadetti e pian piano quindi stiamo crescendo anche in queste iniziative. La nostra idea è portare avanti altre scuole, una è quella del salto con l'asta, del salto in alto, scusate, disciplina sempre molto in auge in Friuli Venezia Giulia che negli ultimi anni sta avendo un po' un declino. Altre sono un pochino il mezzofondo, gli ostacoli, sono tutti dei progetti che da 2 anni a sta parte col nuovo comitato regionale stiamo cercando di intraprendere in modo tale da poter sviluppare sempre di più la nostra regione e portarla a livelli sempre più alti a livello nazionale. Abbiamo continui scambi anche con altri comitati, in particolar modo con il comitato del Veneto, col quale in questi 2 anni stiamo collaborando sia a livello tecnico sia a livello di formazione e quindi credo che stiamo facendo un buon lavoro. Ovviamente la strada è lunga, non otteniamo risultati immediatamente, però che collabora con noi per l'atletica, quindi la ginnastica per l'atletica, e grazie all'iniziativa bella del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia oggi abbiamo parlato con i ragazzi e adesso metteremo anche in pratica. Abbiamo parlato di riscaldamento, di posture, di allineamenti, tutto ciò che serve per migliorare la qualità dell'allenamento, in particolare della fase del riscaldamento che tutti bene o male fanno, ma siccome a volte lo si fa in modo inconsapevole o non propriamente efficace e funzionale, abbiamo cercato di mettere un po' di ordine in parole che comprendono tante cose come il riscaldamento, capendone gli obiettivi, le funzioni eccetera, parole come lo stretching che è fatto di tante caratteristiche. Abbiamo cercato di capirci qualcosa in più, così come di aspetti posturali, e abbiamo cercato appunto di dare un po' di consapevolezza anche agli atleti oltre che agli
Si è corsa domenica all'Azzurrissima, la scalata Nimis Chialminis di 6 km con 450 metri di dislivello con partenza dal Parco Festeggiamenti di Torlano e organizzazione a cura dell'Atletica Dolce Nord-Est di Stefano Chiabai. Questa edizione ha sorriso a Fabio Stefanutti, Atletica Buia, e Uliana Driutti, Mostro Run. Stefanutti ha concluso la scalata in 29,28 e ha avuto ragione di Denis Manazzone, Atletica 2000 Codroipo 30,19 e Andrea Dalla Torre, Bruniera Friulintagli 30,42. La Driutti ha preceduto con il tempo di 37,14 Anna Agosto, Libertas Udine 39,11 e Federica Qualizza, GS Natisone 40,21, poco più di una sessantina i classificati. Il 26 febbraio 2023 l'UNESCO City Marathon ritorna. Manca dal 2019, ma l'attesa sta per finire. Il 26 febbraio 2023 i runner potranno tornare a riabbracciare l'UNESCO City Marathon, la maratona delle città dell'UNESCO, che per l'edizione della ripartenza ha previsto un percorso nuovo di zecca, con partenza e arrivo a Palmanova, la celebre città stellata. Storia, arte, cultura, sport, enogastronomia, ecco gli ingredienti di un weekend da non perdere per trascorrere una vacanza in Friuli Venezia Giulia, una regione tutta da scoprire. L'UNESCO City Marathon non sarà soltanto la gara sulla distanza regina dei 42 km 195 metri. Sulle strade della storia i runner troveranno anche la Julia Augusta Half Marathon, prova sui classici 21 km e 97 metri. L'UNESCO in rosa, corsa e camminata, con fini benefici interamente dedicata alla donna. Il Nordic Walking e la passerella degli Special Olympics. Un evento dunque con 5 traguardi e le iscrizioni sono già aperte. Per quanti si iscriveranno entro il 31 dicembre è prevista una tariffa agevolata. Quote agevolate di iscrizione anche per i gruppi e le associazioni. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione le potrete trovare sul sito che vedete in sovraimpressione. E questa era l'ultima notizia dell'odierna puntata. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.